Come vediamo questo campionato? Alla 24 prossimo, sabato prossimo, inizieremo questa nuova avventura. Il campionato di A2 è in partenza, noi ragazzi si sono preparati come tutti gli anni, comunque vedo entusiasmo, vedo la voglia di iniziare perché dopo 3 mesi di preparazione evidentemente adesso è l'ora di cominciare. Questi ragazzi devono crescere, però guardandoli negli occhi, sentendo il loro entusiasmo, vedendo la possibilità che possono avere di un campionato di A2 ad alto livello, credo che porteranno delle soddisfazioni e mi auguro di vedere sempre la piscina piena, di vedere sempre la piscina con tanta gente. Il campionato di A2 quest'anno secondo me sarà equilibratissimo, ne ho parlato anche con altri colleghi e tutti ci troviamo d'accordo nel non vedere un grosso distacco tra le varie squadre, e quindi sarà un campionato avvincente dove le motivazioni, la grinta, la voglia, la preparazione atletica faranno quella piccola differenza di quei 3-4 punti che poi potrebbero comportare salvezze, playoff, retrocessioni. Prima partita, subito sfida col Sori, un derby ligure, voi vi siete già incontrati, come vedi questo primo match? Ecco, iniziamo subito dalla prima partita con l'esito non scontato. Sori si è rinforzato, ha preso un ottimo straniero, ha preso Pesenti e quindi si presenta ai nastri del campionato quest'anno, ai nastri di partenza, con una squadra rinforzata che l'anno scorso si è salvata comunque, e quindi io li vedo come dei difficili avversari, soprattutto poi fuori casa, e come ripeto, da sabato si fa sul serio.